è un passo importante perché ci darà la possibilità di avere una graduatoria di colleghi medici per appunto i pronti soccorso, dove oggi abbiamo delle carenze di personale e dove che si utilizzano molto diciamo, le società cooperative per coprire i turni. Il direttore generale dell'USL 2 Benazzi accoglie come una boccata d'ossigeno l'avviso predisposto da Azienda Zero per trovare in Veneto circa 100 medici disposti a lavorare nei pronto soccorso della regione come liberi professionisti, e questo in attuazione della delibera regionale pubblicata venerdì scorso, che prevede di lasciare gradualmente scadere i contratti in corso con le imprese di fornitura del personale, con l'obiettivo di procedere direttamente agli ingaggi con i singoli gettonisti secondo tariffe calmierate che vanno dai 40 euro per gli specializzandi agli 80 per gli specialisti. Una corsa contro il tempo, l'avviso scadrà infatti tra 20 giorni. Nella Marca le maggiori difficoltà si registrano nei pronto soccorso periferici come Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, complessivamente una ventina i camici bianchi che mancano all'appello. Potranno candidarsi in primis medici specialisti in emergenza-urgenza, medici specialisti in altre discipline equipollenti e affini o in possesso dell'idoneità all'emergenza sanitaria territoriale, ma potranno presentare domanda anche medici in possesso di altre specializzazioni, medici in formazione specialistica e laureati e non specializzati, che potranno essere impiegati negli ambulatori per i codici minori. Potranno candidarsi infine anche i medici in pensione. Cioè, questa graduatoria credo che l'Azienda Zero e la Crite ci autorizzeranno a pescare subito e metterli subito in campo per dare una risposta. La durata del contratto sarà determinata da ogni ULSS, che avrà così a disposizione un piano ben definito sul quale contare. Avendo anche finalmente chiarezza di chi fa che cosa, cioè quindi abbiamo per l'ULSS 2 tot medici e sappiamo benissimo che questi avranno il compito di poi andare a sopperire alle carenze dei colleghi che non riusciamo a trovare come a tempo indeterminato.